Case popolari, dopo le proteste degli inquilini e di correttivi alla nuova legge regionale, con l'innalzamento del tetto ISEE per il mantenimento dell'alloggio e la riduzione degli affitti, la questione sembrava risolta. In realtà agli assegnatari stanno arrivando in questi giorni i bollettini con l'affitto da pagare secondo le regole di calcolo in vigore da luglio 2019, con tutte le conseguenze, cifre più alte di quelle attese, allarmi e patemi per gli inquilini che si stanno rivolgendo ai sindacati. Così dallo SPI-CGIL e dal Sunia di Treviso è partita una lettera indirizzata al governatore Zaia e all'assessore Lanzarin. L'ha illustrata ad ore 13 il segretario dei pensionati Paolino Barbiero. Fate presto, fate una comunicazione ufficiale di quando verranno mandati i nuovi bollettini con i nuovi importi, di come verranno recuperati i soldi in più pagati, e poi c'è il problema dell'ISEE, perché queste persone devono fare l'ISEE. SPI e Sunia chiedono ai vertici della regione di fare chiarezza, comunicando quando interverranno le modifiche, quali saranno le modalità ed i tempi dei conguagli per chi in questi mesi ha versato più del dovuto, quale il termine per la presentazione dell'ISEE. Per dirgli da questo giorno vi verrà fatto il nuovo calcolo, gli 8 mesi che avete pagato in più vi verranno restituiti in questo modo e l'ISEE lo dovete fare entro tale data. Mi sembra una cosa semplice, perché ci sono oltre 6.000 famiglie in provincia di Treviso che ci stanno pressando. Se poi parliamo del Veneto sono 40-50.000, mi pare, le persone che vivono